Una buonasera da Carlino. Siamo a due passi dal municipio e veramente a ridosso del centro civico dove di fatto trova posto anche la biblioteca, ma in questa puntata della nostra amata trasmissione vogliamo dare lustro a una banda che è la nuova banda di Carlino che nel 2019 di fatto ha spento le sue 40 candeline, ma andremo a ribadire che la tradizione bandistica in questo centro della Bassa risale agli anni 38-39, quindi si parte molto da lontano. Saluto questo signore al quale chiedo di presentarsi, è il presidente Stefano Bertossi. che tra l'altro è entrato in carica un momento prima che succedesse il patatrack e quindi la pandemia che ci sta ancora purtroppo facendo compagnia. Allora Presidente, questa è la vostra casa. Sì, esatto, questa è la nostra casa dove noi ci ritroviamo una volta per settimana per studiare musica, per far crescere i ragazzi nella cultura musicale, per dare un po' di vita, diciamo, no? Perché ultimamente anche con queste problematiche qua anche trovarsi a prove non è facile. Quindi qua è il momento di svago dove tutti si dovrebbero divertire, dove tutti imparano a fare musica, chi più, chi meno, insomma, perché dopo ognuno in base alle proprie capacità accumula sempre qualcosa di più. E cosa dire, la nuova banda di Carlino ha ricominciato la sua attività dopo il primo sblocco della pandemia, abbiamo ripreso con molta calma, nonostante tutto diciamo che si va avanti ancora, come ribadisco domenica eravamo all'Estizza al congresso dei donatori di sangue che hanno richiesto la nostra presenza e per noi è orgoglio perché è da anni che noi partecipiamo sia all'Estizza che a Sclaunicco come donatori di sangue. Allora Presidente, dobbiamo dire questo è un luogo ricco di storie, ogni quanto vi trovate? Noi ci troviamo una volta a settimana il venerdì per preparare i concerti, soprattutto perché diciamo le prove sono fondamentali per imparare i brani abbastanza impegnativi che possono partire da brani classici arrangiati per banda come da brani moderni come potrebbe essere il pop o il musical o anche colonne sonore da film come Ennio Morricone. Ecco, la scelta del repertorio a chi spetta? La scelta spetta al maestro, al direttore artistico della banda, che lui valuta in base a normalmente a come vede l'organico e a cosa può tirar fuori dai strumentisti. Ecco, una banda composta da quanti componenti? Allora, quando siamo al completo siamo circa una quarantina, tra percussionisti, trombe, flauti, euphonium, saxofoni, clarinetti e basso tuba. Si parla tanto di vivaio, c'è il ricambio? Sì, stiamo lavorando con la nuova direzione, stiamo lavorando per incrementare il vivaio, non è facile perché i giovani al giorno d'oggi sono un po' difficili da portare vicino in una struttura come la nostra, però stiamo lavorando con le scuole, abbiamo attivato di nuovo anche quest'anno, nonostante le problematiche Covid, la musica viva all'interno delle lezioni nelle scuole elementari e la propedeutica nell'asilo. Ecco, in questo momento quali sono i settori che necessitano di qualche uomo o donna in più? Beh, diciamo i nostri settori andrebbero bene nei sassofoni e nelle percussioni, che abbiamo un calo di ragazzi, però insomma col tempo arriveremo anche a quello, vediamo con i nuovi maestri, insegnanti che abbiamo, speriamo di recuperare la svelta. Ecco. Ecco, Bertossi, dici nuova banda di Carlino e pensi a che cosa? Perché nuova banda di Carlino? Ma diciamo che la mia intenzione è incrementare la volontà dei ragazzi, far conoscere la musica a 360 gradi, non pensare alla banda come la banda che fa solo i donatori di sangue o le processioni. La banda è molto di più, la banda è associazione, la banda è stare insieme, la banda è divertirsi con la musica tra grandi e piccoli. Ecco, di questi 40 componenti, sono tutti Carlino? No, abbiamo anche gente di fuori che viene a suonare da noi, Fiumicello, Udine. Diciamo che tra bande ci si viene sempre incontro, no? Quindi se ci si trova bene, se abbiamo bisogno, o noi da loro o loro da noi, insomma ci si trova e si fa musica. E c'è qualche travaso?
Ma non è che è un travaso, magari può capitare in casi particolari o perché si è in ferie o perché c'è un periodo particolare che manca qualche strumentista per un brano particolare, allora qualcuno chiede l'aiuto da un'altra banda, che diciamo che questo funziona nelle bande, no? Darsi una mano a vicenda e fare musica. Ecco, quando diciamo nuova banda di Carlino, il pensiero va magari a chi è andato avanti, non c'è più, che magari ha fatto sì che questo gruppo si consolidasse. Beh, diciamo che il merito va agli antenati, no? Fondamentalmente. Senza di loro penso che non ci sarebbe stato quello che c'è adesso o quello che la banda fa tuttora. La banda di Carlino è strutturata in maniera da creare eventi importanti e non poco e quindi oltre a suonare ha una, una forza motrice che può lavorare bene e quindi diciamo che chi ha messo le radici ha lavorato bene per essere come siamo ora. Mentre il presidente della banda di Carlino, saluto ovviamente il nostro Paolo Bassi che sta effettuando le riprese, stiamo vedendo delle immagini. Hai selezionato un po' di momenti che vedono protagonista la vostra realtà bandistica. Sì, abbiamo parecchi concerti, anche ci sono anniversari e inaugurazioni varie che anche nella banda negli anni passati ha fatto a Carlino e continuiamo tuttora, qualsiasi tipo di evento è possibile farlo, lo facciamo. È sempre un impegno, non è facile, però insomma se la musica porta a questo l'importante è trasmettere nel miglior modo possibile la cultura. Quante parti d'Italia ed Europa avete toccato? Parecchie, Francia, Monte Carlo, adesso non mi vengono in mente tante, Croazia, Slovenia, abbiamo girato parecchio. Adesso diventa un po' più difficile perché gli spostamenti sono un po' più critici, però insomma nel futuro è sempre la volontà di andare a fare spostamenti con altre bande e stare insieme con altre bande al di fuori della regione. Ecco, Presidente, possiamo spiegare un po' la divisa che ha un tocco quasi militare? Sì, diciamo che la divisa è un punto importante perché fa dimostrare la serietà di un gruppo. Alle volte magari può diventare ingombrante quando si suona, però quando ci sono le sfilate, quando ci sono i concerti è l'immagine del paese che portiamo fuori. Noi siamo a Carlino, il paese vi sostiene. Sì, ci sostengono tutti quanti, la parrocchia, le amministrazioni comunali, anche perché le attività che abbiamo bisogno di sostegno, altrimenti non arriveremo a fare quello che facciamo, come il concorso di clarinetto o come le serate evento che avremo questa settimana qua con gruppi e quintetti di musica. Come si vive a Carlino? Tranquilli, tranquilli e sereni, è un paese calmo, non ci sono cose estreme, insomma, si può andare fuori tranquillamente e si vive sereni. Insomma. Ecco, quando arriva la banda è un po' come quando c'è lo scampanio del... Esatto, sì, sì. Diciamo che la banda crea festa anche facendo una marcetta in piazza così senza nessun tipo di evento programmato. Questa è la funzione della banda, creare associazione, creare attività, dare vita al paese e portare un po' di serenità. Allora noi adesso con il Presidente è arrivato anche l'assessore alla cultura. All'interno della sede troveremo, mi piace definirli così, e ovviamente sempre con rispetto, una sorta di senatore, no? della Sì. nuova banda di Carlino. Sì, una colonna, diciamo il presidente antecedente a me, quello che ha portato avanti per più di 20 anni la banda, Si chiama? Zanutta Gianfranco. E allora andiamo da Zanutta Gianfranco. Ed eccoci, siamo arrivati all'interno della sede della nuova banda di Carlino, sono con Gianfranco e Zanutta. Ho voluto iniziare proprio da qui perché Paolo ha ripreso una sorta di cimelio, un simbolo. Che cos'è Gianfranco? Lì, peccato che il riflesso non dia quel risalto. Lì c'è il primo cappello del primo suonatore della banda di Carlino, quindi quella era la memoria storica di Ciro Vidal. Quando purtroppo è scomparso Ciro Vidal, abbiamo avuto l'onore di suonarlo, di accompagnarlo con la marcia di Chopin, il figlio
ci ha donato il cappello in modo che noi lo tenessimo in bella mostra e farlo vedere come veramente un cimelio, un ricordo fondamentale, ecco, per la banda di Carlino. Che segno ha lasciato quel signore? Quel signore ha lasciato un segno, ha saputo, io penso che molti suonatori a Carlino abbiano imparato ad amare la musica da questo signore. Quando se n'è andato? Penso una decina d'anni fa, se non qualcosa di più, adesso mi prende un po' impreparato in questa cosa, però una decina d'anni fa. Sì. Che strumento suonava? Suonava il trombone a pistoni. E tu quant'è che fai parte di questo gruppo? Faccio parte del 69 di questo gruppo bandistico. Ho iniziato a studiare con dei corsi ministeriali nel 1966 e poi abbiamo rimpolpato le file della banda vecchia fino al 1971, quando la banda vecchia si è sciolta definitivamente. La banda a Carlino c'è una grande tradizione di banda. Sono memorie che ci dicono, testimonianze degli anziani che parlano addirittura del fine dell'Ottocento che c'era la banda a Carlino e funzionava in maniera ben organizzata e continuativa. Purtroppo dopo il 1915 con l'evento della Prima Guerra Mondiale molti giovani, molti strumentisti sono stati richiamati alle armi, quindi si è fermato un po' tutto. A rientro, guerra finita, al rientro, e questa voglia di banda a Carlino, questa voglia della nostra comunità di avere comunque una banda a Carlino ha fatto sì che il parroco d'allora, il don Riccardo Valentinis, il gennaio 1937 mi sembra, no? Dall'altare convochi, dia questo desiderio di rifare la banda a Carlino, quindi convoca tutti i giovani volenterosi, accompagnato e aiutato da strumentisti vecchi, ha iniziato ad organizzare la nuova banda di Carlino, insomma, ecco, che si è costituita nel gennaio del 1938 con un proprio statuto. Allora, la prima frazione l'abbiamo esaurita, ma vedete che quando si cominciano a snocciolare aneddoti e ricordi, il tempo vola e come. Questo signore è stato presidente della nuova banda di Carlino ed è il predecessore di colui che la guida in questo momento. Andiamo in pubblicità e poi ci spostiamo nella stanza, nella sala prove, dove veramente c'è da sbizzarrirsi per quello che concerne i ricordi e le tracce del passato. Ed eccoci con la seconda parte dello scrigno. Gianfranco Zanutta ci ha spiegato le origini storiche di questo complesso bandistico. Qui, lo dicevo prima della pausa pubblicitaria, ci sono le vostre impronte, dove la banda è di fatto arrivata. Vedo per esempio il corpo bandistico di Sutrio, quindi qui ci sono degli scambi di Gagliardetti, l'Associazione Filarmonica Madonna di Buia, il complesso bandistico di Venzonese. Tu c'eri? Sì, perché come dicevamo prima, la banda è nata nel 1938, poi per varie vicissitudini e non ultimo l'emigrazione, perché noi siamo un popolo di emigranti, negli anni 50, metà anni 50, molti strumentisti, come molti carlinesi, molti friulani, partivano per l'Australia, il Canada, la Svizzera, quindi andavano in cerca di fortuna. Ecco, che trovavano la fortuna là, purtroppo la fortuna del corpo bandistico ha dovuto fermarsi un attimino, ecco, cercando strumentisti anche da altri paesi, convocando bande da altri paesi per i servizi civili e religiosi. Poi ha avuto un impulso quando? Nel 1966, con l'istituzione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione dei corsi bandistici, dei corsi di orientamento bandistico, e quindi anche a Carlino è stata fatta richiesta di questi corsi, e da lì è nata un nuovo impulso, un nuovo incremento per la banda del corpo bandistico Santa Cecilia, che ne parlavamo prima. E questa
questa tornata è andata avanti fino al 1971, dove poi purtroppo la banda si è sciolta in modo definitivo. Ecco. Allora, proviamo a avvicinarci a questa parete. Qua veramente, vedo il cupolone di San Pietro. E penso sia stato il momento più importante, più intenso della banda di Carlino. Abbiamo partecipato al 50esimo, mi sembra, del Fogolar Furlan friulano a Roma, no? invitati dal dottor Degano. E lì poi siamo stati accolti appunto dal Santo Padre, dal Papa Wojtyla in Sala Nervi. Abbiamo suonato per lui, abbiamo fatto l'inno polacco, l'inno vaticano, l'inno italiano, quindi l'emozione che trasmetteva, come vediamo dalla foto lì, sono un po' tutti tirati noi strumentisti. Ecco. Sapeva emanare questa forza, Ecco, io penso sia stato il momento più intenso, più emotivo, ecco, per la banda di Carlino. Poi ci sono momenti di goliardia e tanti altri, insomma. Ecco, Paolo si sta avvicinando appunto al Santo Padre, a San Giovanni Paolo II, ma voi avete celebrato anche i componenti della banda che si sposavano. Sì, lì abbiamo un po' di fotoricordo, quindi ben volentieri quando si sposano ragazzi del nostro gruppo bandistico gli facciamo festa, insomma, facciamo un po' di festa per loro, ecco, e quando anche un anziano suonatore, Stolfo Derico, ha celebrato il 50esimo di nozze, abbiamo suonato anche per lui, ecco. Gli abbiamo fatto questa bella sorpresa fuori dalla chiesa dove lui si è incuorato, insomma, quando i ragazzi gli hanno portato la targa, quelle cose lì, insomma, ecco. Non ha saputo trattenere un po' le lacrime, ecco. Ma quanta gente è passata per la nuova banda di Carlino? Se parliamo della nuova banda di Carlino, che la mettiamo dal 79, insomma, parecchie famiglie. Io penso che tutte le famiglie di Carlino abbiano avuto nel mentre un componente della banda. Senti, che cosa vuol dire far parte della nuova banda? Far parte della nuova banda è come posso dire, un modo di essere, un modo di stare, di condividere emozioni, gioie, dolori con piccoli, con grandi, con cose impressionanti. La musica ha questo potere di coinvolgere. Poi la nostra comunità ha nel proprio DNA la banda. Come dicevamo prima, dopo la guerra e il periodo dell'immigrazione si è sempre cercato di fare una banda. Se pensiamo che nel 1947, per vicissitudini ideologiche, subito dopo la guerra, no? C'erano questi dissapori, no? di ideologia, il colpo di grazia lo ha dato le elezioni comunali a Carlino appunto del giugno 47, dove parecchi componenti della banda e parecchi soci erano nelle fazioni contrapposte, no? E lì di fatti poi con l'assemblea dell'ottobre del 47 si sono sciolti, hanno fatto due bande, la banda dell'Enal e la banda del corpo bandistico cattolico, insomma, ecco. Ecco, era importante avere Gianfranco Zanutta, ci ha fatto questi flashback nel passato, nella storia appunto della musica carlinese. Il nostro Paolo Bassi sta continuando a riprendere i momenti e vediamo in base anche ai colori delle fotografie capiamo di che epoca in che epoca sono state scattate. Quante uscite siete riusciti a fare in un anno? Ma noi quando andiamo un po' indietro nel tempo, quando avevamo l'esigenza economica di cambiare le divise, ne avevamo fatti anche una quarantina di servizi. Il mese di agosto facevamo anche 2 al giorno, cioè avevamo questa esigenza di cambiare le divise, di cambiare strumenti, eravamo un po' appena nati, no? Allora questa esigenza di cercare, ma non era soltanto l'esigenza per i soldi, quelle cose, era la voglia di stare insieme, la voglia di divertirsi, è questo. Ecco, Gianfranco, andiamo a chiudere perché poi c'è l'assessore alla cultura che ci aspetta e poi ovviamente avremo un concerto, o meglio, alcuni brani che ci donerete nella piazza di Carlino, così anche i nostri telespettatori e telespettatrici sapete che noi lo scrigno lo realizziamo all'aperto proprio per riuscire ad avere
un po' più di libertà, perché altrimenti al chiuso sarebbe un po' più difficile radunare le persone che invitiamo per questa trasmissione. Questa è la sala prove. Questa è la sala prove, adesso è un po' così perché abbiamo fatto un concerto l'altra sera, domenica siamo stati a suonare, comunque per venerdì è addobbata per le prove, ecco. In questo momento un po' grazie al Covid, queste cose, il distanziamento, quindi non poter usufruire del condizionatore, sono un po' prove un po' climaticamente forti. Allora io vorrei chiudere, il nostro Paolo sta riprendendo la tua divisa che tu orgogliosamente la indossi dal 69. Questa dal 79, perché questa è la divisa nuova della banda, la nuova banda di Carlino, che poi del 79 abbiamo iniziato perché eravamo una costola del Circolo Culturale Don Riccardo Valentini, poi con l'86 ci siamo costituiti come associazione autonoma, quindi questa è la nuova banda, della nuova banda di Carlino. Allora, noi proviamo ad andare avanti e vorrei chiudere con l'immagine. Quello è il podio dove il maestro... Il maestro Luca Campagnol ci impartisce le lezioni, ci dice cosa dobbiamo fare, insomma, ecco, come ci dobbiamo comportarsi. È un compito non molto, un po' ingrato anche per il maestro, perché avere a che fare sempre con suonatori sì che lo fanno per diletto comunque, no? Per passione, per dopo lavoro, pensionati, quindi però dobbiamo dire abbiamo un buon maestro. È vero? Quanto basta? Quanto basta? Abbiamo 2 minutini, noi adesso ci spostiamo di qualche metro perché voglio andare dall'assessore alla cultura del comune di Carlino che avrà sicuramente parole di ringraziamento e di compiacimento rispetto a questa realtà che sta affondando le radici soprattutto nel mondo della scuola. Fa bene il nostro Paolo Bassi a riprendere questa bacheca dove c'è bentornati, sì, bentornati dopo probabilmente tanti mesi di stacco, grazie, sono ironico al Covid, sapete che in questo momento è in corso la campagna vaccinale, ci sono degli scontri, ma in questo momento l'unica strada è proprio il vaccino, quindi in piena libertà, se lo riterrete fatelo, per chi non ha deciso ancora di farsi la doppia dose o la dose unica nel caso del vaccino Johnson. Vado da questa signora che è l'assessore alla cultura. Vicentini Veronica. Allora Veronica, questo è il tempio della musica a Carlino, possiamo dirlo. Esattamente, noi siamo particolarmente orgogliosi da sempre di questa associazione così viva che pone da sempre e con costanza la sua attenzione soprattutto ai giovani. Parte ogni anno un grandissimo progetto di cui siamo veramente orgogliosi perché pochissime scuole, so per certo che pochissime scuole hanno, che si chiama Musica Viva, l'ha accennato prima il presidente Bertossi. Un progetto veramente importante sicuramente per in campo musicale, ma soprattutto anche per la crescita armonica dei nostri giovani, ma lo possiamo vedere anche per esempio nell'appuntamento del 19 di settembre con il consueto concerto di Zovis in Band, da anni ormai consolidato. Lo vediamo anche, è un settembre molto ricco questo di questa associazione, con 3 appuntamenti appunto che si susseguiranno adesso nella prima decina insomma delle giornate di settembre, a conclusione poi con il grande evento del concorso internazionale di clarinetto giunto alla sua 19ª edizione. Assessore, noi adesso ci fermiamo e credo che possiamo andare all'aria aperta, così mostriamo ancora una volta Carlino e vi mostreremo da dove appunto la banda che ringrazio si esibirà per noi, per Telefriuli e per lo Scrigno. Terza parte di questa puntata dello Scrigno, ritroviamo l'assessore alla cultura Veronica Vicentini. Allora la banda si sta schierando, si sta accordando.
Questa è una bellissima bandiera, lo dicevamo prima, mi piace che venga ribadito il mondo della scuola e questa realtà. Assolutamente, come dicevo prima, questa associazione ha riposto da sempre negli anni un'attenzione particolare al mondo scolastico, un progetto meraviglioso che si chiama Musica Viva e che comprende l'insegnamento della cultura musicale e l'avvicinamento a uno strumento per le classi primarie, quest'anno anche per le classi secondarie, e la propedeutica naturalmente alle scuole dell'infanzia, e che si conclude poi con un momento veramente condiviso con le famiglie e non solo. Quest'anno hanno proposto i saggi di musica d'insieme proprio qui in piazza davanti al municipio, ed è stato veramente un momento molto conviviale con la comunità. Una cosa veramente importante che questa associazione fa è davvero portare la gente fuori da casa in piazza e condividere questi bei momenti insieme. È stato facile far andare a braccetto banda, che di fatto vede persone che lo fanno proprio dopo il lavoro e il mondo della scuola, che ha orari completamente diversi. Non è facile far coincidere tutto, perché ognuno naturalmente ha i propri impegni, il proprio lavoro. Le problematiche legate al Covid poi hanno ulteriormente messo in difficoltà qualunque tipo di spettacolo pubblico, per cui doppiamente bravi, se non altro per cercare di risolvere tutte queste problematiche, e visti i risultati ce l'hanno veramente fatta. Assessore, mi presenti il maestro? Sì, prego. Come si chiama? Luca Campagnol. Allora, Luca Campagnol nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, l'abbiamo visto, conosciuto nell'ambito del 62esimo congresso provinciale dei donatori di sangue. Erano loro, questi ragazzi e queste ragazze, che hanno la colonna sonora assieme alla corale caminese, le colonne sonore per il appunto celebrare nella piazza di Lestizza i donatori di sangue. Allora, maestro, intanto buonasera. Buonasera a lei. Intanto devo chiederti subito che cosa stavi facendo. Allora, un attimo fa stavo intonando la banda attraverso questo strumento che è un accordatore. Facciamo in modo che tutti gli strumenti siano intonati, cioè suonino tutti alla stessa maniera, tutti alla stessa intonazione, si dice, praticamente che le frequenze siano tutte uguali. Poi, Ti vogliamo fare una prova in diretta, così poi ci spieghi con chi iniziamo? clarinetto ad esempio. Ecco, con questo strumento andiamo a verificare appunto che il clarinetto è intonato sulla frequenza giusta. Proviamo un altro strumento, ad esempio un euphonium. E anche lui è intonato perfettamente assieme come il clarinetto. Se ti capita di fare più prove? Sì, può capitare, diciamo che questo è uno strumento, quindi si utilizza per avere un range più o meno uguale, poi ogni strumentista o il maestro va un po' a orecchio, insomma, sente dove ci possono essere delle problematiche e si va a correggere. Con cosa iniziamo? Iniziamo con una bella marcia in stile italiano, Crenna. Quindi iniziamo con questa marcia, il maestro si posiziona, anch'io, in modo che così riusciamo a farvi ascoltare al meglio il primo brano della nuova banda di Carlino.
Molto bene, grazie per il primo brano. Io voglio presentarveli proprio in maniera veloce. Allora, clarinetto, Sally Bertossi, Carlino, Carlino, quant'è che fai parte della banda? un paio d'anni. E lei invece? Sergio Danutta, da tanto. Questo cognome non può essere che di Carlino. Chiaro. Comunque da... abbastanza. Una vita. Quasi. Ma senta, com'è cambiata la banda di Carlino in questi anni? Ma diciamo che a livello di ambiente è sempre uguale. Poi i ragazzi sono cambiati, sono più svegli, più tecnologici e noi eravamo un'altra cosa, diciamo. Senta, ma questa storia del padre in figlio, di nonno in nipote, funziona ancora? Cioè lei ha... No, io avevo uno zio che suonava e così ho cominciato per Senta, cosa suonava? il tamburino, Come si chiamava suo zio? Dorino, Zanuta Dorino che suonava il tamburino. Ma senta, dopo quindi quanti anni quantifichiamo? Che suono io e sono 50 più anni. Ma ogni volta che prende in mano questo strumento è sempre un'emozione? Ma diciamo sì, perché quando una cosa piace emoziona e niente. È nato qualche amore all'interno della banda? Ma sì, devo dire... Guardate come ha cambiato espressione. Tu No. parli di sentimenti. Quanti anni ha lei, scusi? 61. No, Sì. penso 61, 69. Vabbè, chi se ne frega. Poteva tenere 61, chi controllava. Quindi ha 61 anni. Spiritualmente sì. Perfetto, vedo che lei è attento. Andiamo avanti con la prima fila, invece lei non ha 61 anni. No, Giulia, Cognome? Trentin. Sempre di Carlino. No, non sono di Carlino, suono anche nella banda di Carlino. Questo anche ci porta dove? A Fiumicello. Quindi Sono sia nella banda di Carlino che nella banda di Fiumicello. non le basta suonare la banda di Fiumicello. Esatto. Che differenza c'è fra i due complessi? No, non c'è tanta differenza, cioè sono complessi simili che però hanno bisogno di chiamiamola integrazione, che se si può dare si fa più che volentieri. Grazie andiamo da questa signora che invece di nome e cognome. Erika Paravan di Pradamano, adottata carlinese nella banda, Per amore? per amore della banda, sì. No, io ipotizzavo già, no, lei quindi parte da Pradamà e viene a... Sì, ormai Quant'è? la divisa da qualche anno. E quest'uomo con questo volto cinematografico, questa barba incolta, scherzo perché bisogna anche un attimo, abbiamo bisogno di ridere e divertirsi dopo che c'è anche... Certo che sì, Giuseppe Regeni. Maran, Sì, Geni, mi scusi, sono vicino qua insomma. lei suona il clarinetto? Piccolo mi bemolle, è il formato più piccolo del clarinetto. Mi faccia un qualcosa così all'improvviso, mi improvvisi. Con cosa? Col clarinetto? Sì, col clarinetto. Boh. Era? Non mi ricordo più. Perfetto. Noi improvvisiamo. Sembra roba del West, roba del genere. Sì. Guardi, dobbiamo andare in pubblicità, chiudiamo con questa signorina, Beatrice Battistella, l'autotraverso, esatto. e lei invece fa parte di questo gruppo da quando? Della banda da 2 anni, ma suono da più anni. Sa cosa le dico? Che adesso sa dove andiamo adesso? In pubblicità. Ma io la ringrazio tanto. A tra poco. Quarta parte dello scrigno, maestro Campagnol, con cosa andiamo adesso? Andiamo sempre con una bella marcia, questa è una marcia un po' storica, è da un po' di anni che la suoniamo, ma è sempre un piacere, insomma. Si chiama Vanna. Andiamo con Vanna.
Bene, era il secondo brano della nuova banda di Carlino. Questo signore l'abbiamo conosciuto più e più volte, anche perché è uomo di vertice dell'Ambima, Pasquale Moro. Buonasera. Buonasera Daniele. Come stai? Buonasera. Bene, benissimo. Hai fatto vacanze? Niente. Niente. Ti auguro di fare al più presto. Grazie. Che cosa significa suonare uno strumento del genere e far parte di una realtà storica come questa? Suonare uno strumento del genere significa esprimere il proprio io, perché uno strumento a fiato lo suoni per quello che sei, perché esprimi la tua passione, esprimi la tua aria, le corde che vibrano sono il tuo fiato, e far parte di una formazione bandistica è un qualcosa di importantissimo, perché aiuti la tua comunità, crei comunità e formi i nuovi giovani e le nuove comunità, per cui è bellissimo. Insomma. Ci conosciamo da un po' di tempo. Ormai mi sono abituato a vedervi non solo in questa veste, ma anche quando c'è un evento paesano la banda c'è. La banda c'è perché la banda fa parte della comunità e cresce e nasce all'interno della propria comunità, dalla comunità riceve moltissimo e alla comunità ridà tantissimo, perché ridà in termini di presenza musicale, ridà in termini di costruzione di eventi, ridà in termini di formazione nei confronti dei giovani, dei ragazzi, e quindi questo è importantissimo. Non possiamo non menzionare le vostre iniziative che vi hanno portato in alto, in montagna. Beh, quello è un altro discorso, esula dal contesto della banda di Carlino, seppur dalla banda di Carlino quest'anno erano presenti 4 ragazzi, 5 mi pare, e per cui c'è un qualcosa di veramente importante. Quel contesto è un momento di formazione che va oltre all'aspetto della singola banda di paese, un'opportunità in più per i ragazzi di stare assieme, di confrontarsi, di conoscersi, nonostante le grandissime distanze che ci siano tra una banda e l'altra in termini chilometrici. Allora io vado, come si chiama questo signore? Questo signore qui si chiama Michele Zanutta. Michele Zanutta, un cognome rarissimo da queste parti. Sono uno dei pochi in paese ad averlo. Ti hai sempre suonato la tromba? Sì, 24 anni di attività nell'associazione, vicepresidente da 12 anni, ormai 10-12 anni. Senti, chi è che ti ha... ma va su, Ma un po', una volta arrivavano le letterine a casa, no? Dove la scuola di musica proponeva l'attività, e un giorno così per caso ho detto, boh, proviamo. E sono 30 anni che sono con la tromba in mano, insomma. E questo chi è? Questo è Simone Vicenzino. Più giovane di te? Sì, qualcosina sì. Vicenzino, quant'è che suoni anche tu la tromba? 17 anni con la banda di Carlino, ho iniziato all'età di 5 anni, adesso ne ho 28 e continuo a suonare. Eri la mascotte della banda? Boh, credo come un po' tutti chi è iniziato da ragazzino, insomma. Io vi aiuto, vi chiedo, e invece lui è? Marco Tonelli, Marchetto Fiocco. Marchetto Fiocco. Allora a questo punto, scusa, perché Fiocco? Io sinceramente non sapevo niente di questa cosa, penso se la sia inventata in questo istante. Guardate l'amore con lo quale dona lo sguardo a... Scusa, perché Fiocco? Marchetto Fiocco, praticamente una sera a prove, faceva freddo, e lui estrapolò dalla sua borsa delle parti questo pacchetto di fazzoletti dove c'era scritto Fiocco, e da quella volta è diventato Marchetto Fiocco, perché era uno dei più piccoli della sezione, quindi... Posso chiamarti Fiocco? Io ringrazio Simone per avermi raccontato questa storia, perché io non avevo la minima idea di tutto ciò. Meglio tardi che mai. Esatto, sì. Tu invece fai parte del gruppo da quanto? Io circa 13 anni, più o meno. Salutiamo e ringraziamo Fiocco, te lo dico con affetto, non incavolarti con me. E lei è Fiocca invece? No. Come si chiama? Non ha un soprannome specifico che io sappia. Magari chiediamo a Simone, che lui si ricorda tutto. Era dedicato a te. Lei si chiama? Moira Moro. Parente di... La figlia più grande, sì. Di Cotanto Pasquale? Sì. Strumento impegnativo? È un pochino, non semplice. Ecco, diciamo così. Chi è stato il suo maestro? Io sono partita con Giuseppe Minin, che era l'insegnante di tromba della scuola. Poi dopo un po' di anni
e visto che comunque io ho continuato gli studi è venuto Andrea Comoretto nella nostra scuola e adesso studio con Mattia Bussi. Grazie. Niente. Allora, questo signore l'abbiamo già conosciuto, ma lo vediamo col suo strumento. Non hai mai cambiato idea? Sempre questo? Sempre sax soprano, da quando abbiamo iniziato, come dicevamo prima, nel 1966, poi innamorato di questo strumento e siamo ancora qua. Siamo ancora qua, non è Vasco Rossi, ma è il presidente, già presidente della banda. Abbiamo lasciato la mano a un buon presidente, un buon ragazzo, un buon giovane che sicuramente saprà portare avanti questo gruppo, insomma, ecco. Beh, ti ha già fatto tutte le lodi del caso. Siamo a posto. Beh, io lo ringrazio per le lodi, comunque è un compito molto difficile, cercherò di impegnarmi al massimo e vediamo insomma di costruire qualcosa di nuovo e magari di più impegnativo. E questa signora? Chi è? Ivana? Sì, cognome? Bidin. Bidin. Perché mi parli a bassa voce? Sembra di essere... Non so, perché non sono abituato a parlare senza audio, quindi... Signora Bidin, e invece lei ha tolto tempo alla sua famiglia per dedicarsi a questa sua passione. Sì, infatti mi ha insegnato mio papà che ero ancora piccola. Come si chiamava suo papà? Mio papà si chiamava Adelinio e suonava la tromba e allora ho preso da lui questa passione per la musica e allora ho sempre fatto quello che potevo, insomma. Senta, il sax, l'uncinetto no? Anche uncinetto, maglia, tutto, insomma, sì. Cosa ha fatto nella vita lei? Io lavoravo con i miei genitori in un albergo a Palmanova, che avevamo un albergo e poi abbiamo venduto per fine mandato, ecco. Poi, però ho sempre continuato a suonare. Ecco. Senta, qual è il brano che la emoziona ancora? Vincerò della Turandot. Quello mi emoziona veramente. Siete così mi aiutate. E invece lui chi è? E lui invece è il fratello di Pasquale Moro. Pasquale Moro. Allora, che si chiama? Che si chiama? No, di nome, signora. Lui? Meraviglioso questo, non sa come si chiama. Martino? No. Aspetti, vuole che glielo chieda? Quindi? Andrea. Andrea, signora? Sì. E qui invece chi ha cominciato prima, Pasquale o tu? Ma credo che abbiamo cominciato insieme con la passione del papà che suonava già negli anni. Però Come si chiamava il papà? Mario. No? E da lì è cominciata la passione, ecco, in pratica, di tutti e due. Gli si rubava la tromba a casa e ci si metteva, dopo lui si accorgeva che gli si prendeva la tromba lo stesso, lui ha detto non è un giocattolo, è uno strumento da suonare. E lì è iniziata la passione, ecco. Grazie. Prego. Noi adesso, sa dove andiamo adesso? No. È una roba che faccio ormai da... Dove vuole andare lei adesso? Dove mi portate voi? In pubblicità, signora. Pubblicità, ho capito. Andiamo dove ci porta il vento. Dove ci porta il cuore, allora. Il cuore anche. A tra poco. Quinta parte dello scrigno, siamo arrivati alla terza fila. Basso. Basso tuba. Ma ci vuole tanta aria. Sì, diciamo di sì, dai. Senti, voglio dire, questo rimane sempre in sede o lo porti a casa? No, questo viene con me a casa. Sì, non l'ho chiesto a nessuno, la manutenzione degli strumenti è cura del suonatore. Come una macchina, è uguale, bisogna farla, se no quando vai dopo, quando ti serve, se si incastra qualcosa, non suoni. Sei di Carlino? No, di Fiumicello. Di che cosa necessita uno strumento del genere? Ma non è che ci vuole tanto, poi alla fine basta svuotare ogni tanto l'acqua, più che altro, e mettere un po' di olio, ingrassare queste pompe perché devono muoversi. Alla fine non è che stai una giornata, diciamo. Chi è questa signorina che è alla tua destra? Fa sempre parte di Lobras. Fiumicello? No, lei... Lobras nel senso degli strumenti gravi. Ah, ho capito. Me la presenti, il nome e cognome? Come no? Giorgia Moro. Giorgia Moro, quindi
Figlia di... E pensate che mi veniva incontro perché si capiva che aveva una voglia matta di farsi intervistare. È esattamente il contrario, a momenti la troviamo a Marano Lagunare perché indietreggiava. Anche questo è uno strumento impegnativo. Sì, abbastanza. Quanto ha inciso la presenza del papà sulla scelta di entrare nella banda? Tanto, ma principalmente perché siamo cresciute in banda, quindi tutte e due siamo nate un po' con la passione per la musica. Ma da grande cosa vuoi fare? L'architetto. Quindi questo è un modo per rilassarsi, insomma. Sì, farà sempre parte della mia vita, ma non è la scelta principale. Perfetto. Guarda, stanno già suonando il telefono, quindi grazie. Prego. Figurati, un piacere. Andiamo da questa parte. Salve signora, io salgo. E qui invece cosa abbiamo? Qui abbiamo la gran cassa. Anche qui un strumento importante. Un strumento importante, sì. Che diciamo che non è il mio strumento d'origine. Qual era? Io suonavo il clarinetto, l'ho suonato per tanti anni. Poi adesso per problemi di lavoro che hanno alcuni strumentisti vengo a dare una mano quando serve, molto volentieri, perché comunque ho mio marito, mia figlia, mio figlio che per lavoro viene quando riesce. E se posso dare una mano volentieri, perché comunque sono legata all'associazione ormai da tantissimi anni. Quanti anni, signora? Io ho iniziato a suonare nella banda che ne avevo 12, si sta un attimo, ne ho 52. Fate voi i conti, dice lei. Sì, esatto. Senta, grazie. A lei, grazie. No, mi deve aiutare. Chi è? Allora, lui si chiama Michele Stocco. Ha un soprannome come Fiocco? No, non credo, non lo so, dovrebbe chiedere a quelli giovani lì davanti, perché io non... Stocco fa con fiocco, capisce? Quindi adesso probabilmente non dormirò. Ciao Stocco. Salve, buonasera. Questo è un altro strumento che sei tu che... Una rullante. Esatto. Fammi una rullata, pensando a fiocco. Pensa a fiocco. Lui? Non so se... Non so, la figlia di Moro, non so. No. Scegli. Ho pensato a fiocco qua. Hai pensato a fiocco. Perfetto. E invece tu fai parte di questa famiglia da quanto? Io ho iniziato a studiare musica a 9 anni, se non sbaglio la prima scuola di musica di Carlino, e poi mi sono distaccato dalla banda, ho scelto altri percorsi musicali e adesso vengo a dare una mano quando serve. Senti, il solfeggio com'era? Il solfeggio era impegnativo. No, siccome l'ho fatto anch'io ma avevo qualche difficoltà, lo dico davanti a tutti. Sono passati 30 anni, perciò me lo ricordo abbastanza poco, però mi ricordo che era... Ma scusa, toglimi una curiosità, ti è servito? Perché io mi sto facendo ancora questa domanda a distanza di 8 anni. Beh, musicalmente sì. Poi per le altre cose nella vita magari serve a tenere un po' il tempo. Ma musicalmente serve. Ecco, ti chiedo, Bassi, l'operatore, sì. Tu lo vedresti a suonare che strumento? Beh, Bassi, un basso, quindi potrebbe essere... Basso tuba? Basso tuba, sì, perfetto. Allora Bassi, noi scendiamo le scale e vado dal maestro, scendi prima tu giustamente, così vediamo i componenti alle spalle. Maestro, cosa ci fate sentire adesso? Allora, adesso facciamo un brano che richiama un po' le marce austriache, si chiama Vienna resta Vienna. Vienna resta Vienna.
mentre la nuova banda di Carlino suonava questo brano hanno iniziato a suonare le campane, quindi è un caso. È un caso, è l'ora. Quindi... Ecco, maestro, come si fa a rinnovare il repertorio? Beh, rinnovare il repertorio si rinnova perché fortunatamente diciamo negli ultimi anni in Italia si sta scrivendo molto per queste formazioni e quindi c'è la possibilità veramente, c'è ampio spazio di scelta e di possibilità, quindi c'è molto spettro su questo. Prima abbiamo sentito l'ex presidente parlare di questa realtà, tanta e tanta storia. E il futuro come lo vedi? Ma il futuro lo vedo bene, anche perché insomma appunto questa banda ha una storia, una bella storia ricca di tante cose e stiamo già lavorando per il futuro nonostante purtroppo i tempi che corrono, ma insomma bisogna sempre guardare al futuro, altrimenti non c'è proprio il futuro. Quindi... Ecco, maestro, ti seguono di più i maschietti o le femminucce? Ma diciamo che sono un po' indisciplinati tutti, non sto scherzando, sono bravi, sono dei bravi musicisti, attenti, si divertono e questo è l'importante secondo me, divertirsi in questo tipo di formazioni che sono dilettantistiche, ricordiamocelo sempre, non ci sono professionisti, quindi bisogna assolutamente divertirsi per fare della buona musica. Allora direi che se vuoi possiamo fare un brano da 2 minuti e poi andiamo in pubblicità. Ok, un brano da 2 minuti e un'altra marcetta allora. Tiziana.
Molto bene, andiamo in pubblicità e ci vediamo per l'ultima parte della trasmissione, Lo Scrigno. Sesta parte dello Scrigno, questa è la parte finale. Maestro, 2 brani e poi vorrei chiudere con il sindaco Loris Bazzo, che non ha mai fatto parte della vostra banda. Non mi risulta, no. Ecco, il sindaco, secondo lei, che strumento potrebbe suonare? Ma il sindaco lo vedrei con un trombone. Visto la stazza, fiato... Ci sta. Vabbè, dopo glielo chiediamo. Andiamo con... Bingo! Molto bene, questo era il penultimo brano. Sindaco Loris Bazzo, allora intanto la proposta di iniziare a suonare nella banda uno strumento importante come il trombone? E l'accolgo molto volentieri, visto la mole, quindi direi che può starci. Di fatto i sindaci hanno bisogno di tanto fiato di questi tempi. Sì, se in particolare poi ti riferisci insomma al periodo che stiamo vivendo, certamente il fiato è lo strumento che probabilmente potrebbe in qualche modo dare l'apertura definitiva a questo periodo di crisi e di lockdown che ci ha messo tutti in ginocchio. Loris, possiamo dire cosa rappresenta la banda per la comunità di Carlino?
Beh, la banda di Carlino è una delle associazioni storiche più antiche, affonda le sue radici, forse lo ricordava qualcuno prima, in 80 anni e più di storia, e da questo punto di vista ha sempre rappresentato un elemento di continuità e anche di aggregazione. Sentivo prima che più volte era menzionata la parola comunità, e allora a volte ci si interroga, no, su quello che è il senso di comunità. Io credo che sia proprio rappresentato in maniera lucida e viva anche in questa occasione dalla banda, cioè quel senso di appartenenza a cui tutti fanno riferimento e che lega in maniera dissolubile una comunità che si stringe e che è fatta di relazioni, che è fatta di contatti e che è fatta anche di quell'azione sinergica che da un po' abbiamo dimenticato causa insomma diciamo, ciò che da poco insomma abbiamo scoperto, cioè un qualcosa che ci ha allontanato ma che allo stesso tempo ci ha fatto riscoprire il senso più profondo della solidarietà e della relazione fra le persone. Grazie Sindaco. Grazie a voi e vi aspetto presto di nuovo a Carlino. Sai che noi torniamo molto volentieri, e al Sindaco, all'amministrazione comunale, a tutta la comunità e alle persone che ci stanno guardando in questo momento su Telefriuli, canale che dico 2 volte numero 1 perché ci trovate sull'11 o sul 511. Maestro, chiudiamo con un brano che è leggenda. È proprio leggenda come il film da cui è tratto, insomma. Il tema principale di un film meraviglioso che ha vinto anche l'Oscar, La vita è bella. La vita è bella, con queste riprese romantiche del nostro Bassi, siamo all'aria aperta, avete visto prima la chiesa intelligentemente illuminata, come del resto il campanile. Dal cuore di Carlino vi vogliamo dare la buonanotte con questo brano. Grazie a Paolo Bassi e alla prossima settimana, ovviamente su Telefriuli.
Molto bene, chiudiamo qui questa trasmissione dello Scrigno dedicata alla nuova banda di Carlino. Tante le persone che si sono fermate, hanno rallentato proprio per apprezzare il loro complesso bandistico. Anche questo è un segno di ripartenza. Con questo è tutto, grazie di cuore e buonanotte, arrivederci.